Ciao a tutti amici di Un Sorriso in Più e bentornati con il nostro appuntamento settimanale con i migliori risultati sportivi. Questa settimana lasciamo un attimo da parte il calcio e ci occupiamo di tutti gli altri sport. Infatti si è corso il Gran Premio di Monza di Formula 1 che festeggia anche il centenario di questo magnifico circuito, dove a vincere è stato Max Verstappen su Red Bull. In seconda posizione si è classificato Charles Leclerc su Ferrari, riportando quindi finalmente la Ferrari in una buona posizione, anche se mancando la vittoria nonostante la fantastica pole del sabato. Terzo gradino del podio per George Russell su Mercedes, quarta l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Una gara che si è chiusa dietro la safety car, la vettura di sicurezza, che ha tenuto testa negli ultimi giri del Gran Premio perché bisognava rimuovere una vettura ferma lungo il circuito. Un finale non perfetto per il fantastico weekend che abbiamo potuto ammirare. Notizie anche clamorose dal tennis, dove Carlos Alcaraz, all'età di 19 anni, diventa il più giovane numero 1 della storia, vincendo gli US Open contro il norvegese Casper Ruud. Alcaraz, che è stato il giustiziere del nostro Yannick Sinner ai quarti di finale, in una partita al cardiopalma durata 5 set e più di 5 ore, entrando anche nella classifica dei record come seconda partita più lunga del torneo americano, dove il giovane spagnolo è stato molto bravo nei momenti decisivi a ritrovare la bussola e battere il nostro Yannick, che però ci è sembrato molto carico e concentrato e speriamo si possa rifare prossimamente già con la Davis Cup, la competizione tra nazioni in cui l'Italia sfiderà la Croazia e l'Argentina proprio qua a Bologna. Chiudiamo il nostro appuntamento con la pallavolo. Infatti l'Italvolley maschile si è laureata campione del mondo a Katowice in Polonia, in una finale pazzesca giocata proprio contro i padroni di casa polacchi, bicampioni in carica. La squadra italiana di Fefede Giorgi, guidata dal fantastico Simone Giannelli, il capitano e palleggiatore azzurro, non ha avuto nessuna esitazione, non ha titubato e dopo un primo set in cui è stata sconfitta dalla Polonia, ha vinto i successivi tre con ampio margine, dimostrando di essere una squadra giovane ma molto molto forte e che ci farà divertire nei prossimi anni. Ricordiamo che gli azzurri erano anche campioni europei in carica e nel loro percorso hanno battuto la Francia, che era campione olimpica in carica. Quindi possiamo dire che ci aspettiamo davvero dei fantastici risultati nei prossimi anni in tutte le competizioni da questa fantastica squadra. Per questa settimana è tutto. Ci vediamo settimana prossima con Passione Sportiva di Mattia. Ciao a tutti!